Allora Alice e Linda possono iniziare a aprire le danze con un brano che sicuramente riconoscerete. Adesso abbiamo un altro nuovo, nel senso che anche Marco è il primo saggio di tromba che fa, vero? Bene, lui ci farà sentire un brano che si intitola La capra di Bill e poi un duetto assieme al maestro, Laura del Mattino. Adesso è il momento invece di Alexander alla batteria.
Sentiamo adesso Stefano che si esibisce sui timpani in un arrangiamento del Buono, il brutto e il cattivo. Abbiamo un duetto, due fratelli, Emanuel e Nathanael, che si esibiscono, Emanuel alla tromba, Nathanael al clarinetto. Il titolo del brano è Dressing Up. Alissa, anche per lei primo saggio, che ci propone il coro dei cacciatori dal Franco cacciatore di Weber.
Adesso è di nuovo la volta di Alex, che questa volta, anziché esibirsi sulla batteria, ci farà sentire un brano allo xilofono dal titolo Nel Saloon, una canzone tradizionale. Ora è la volta di uno strumento molto molto particolare che di solito nelle bande non si vede molto spesso, soprattutto nei corsi di musica, ma è altrettanto importante per l'armonia, per rendere i suoni molto omogenei. Questo strumento, dal nome particolare, è il fagotto.
Adesso passiamo al suono squillante della tromba con Matilde che ci eseguirà un arrangiamento dai Pirati dei Caraibi. Buon ascolto. Veronica, Lucia e Sofia si sono riunite in questo trio che hanno deciso di chiamare Lufoniche. Eseguiranno una bourrée in una doppia versione, prima classico e poi un po' più moderna. Come vedete suonano Sofia al flauto, Lucia al clarinetto, Veronica la batteria. A voi, buon ascolto.
Bene, bimbi, finalmente è arrivato il vostro momento. Allora adesso con calma vi alzate, venite alle vostre postazioni. Questo è un viaggio attraverso le stagioni che ci accompagnano durante l'anno, che ci regalano il brivido del loro freddo e ci fanno apprezzare il caldo di un loro abbraccio. Abbraccio! Prepariamoci allora a partire con l'autunno. L'autunno, è vero, ci ricorda l'inizio della scuola, ma ci porta alla mente anche il tepore di un caminetto acceso, l'odore delle castagne sul fuoco e il lento cadere delle foglie su un prato. Il freddo si fa sentire ora sempre di più e l'autunno può lasciare il posto a suo cugino, l'inverno, che tanto ci fa battere i denti. Ma è una vera magia poter scivolare sulla neve fresca e gustarsi una buona cioccolata calda, guardando dalla finestra 1000 fiocchi bianchi che cadono indisturbati dal cielo. Li vedete anche voi? Sbocciano finalmente i primi fiori che con coraggio si fanno spazio sui rami ancora freddi dalla brina invernale. Fra poco qua sarà un'esplosione di colori e profumi. Il cielo si schiarirà e si potrà di nuovo giocare a rincorrersi nei prati. Certo, la primavera a volte è una signora un po' capricciosa e si diverte a nasconderci il sole e a discutere con grosse nuvole grigie. E quelli si sa poi si arrabbiano e si scatenano con tuoni e pioggia. Ma noi la primavera l'amiamo lo stesso per tutta l'allegria che ci dona.
Suona l'ultima campanella della scuola, via i libri e sul buon umore. Che sia al mare o in montagna, che sia in città o in campagna, ci aspetta un'estate piena di divertimento e di avventura. E non importa se viaggeremo davvero o solo con la fantasia, prepariamoci comunque a riempire una valigia carica di gioia. Viaggio tra le stagioni è terminato. Abbiamo visto che ogni stagione è diversa, ma anche ognuna ha qualcosa di speciale. Che faccia freddo o faccia caldo, che ci sia vento o pioggia. L'importante è che il cielo, come il nostro cuore, torni sempre sereno. Di un duetto. Abbiamo due clarinettiste, Lucia e Greta, che ci faranno ascoltare
il notturno numero 1 di Mozart. Ascoltiamo adesso Sofia al flauto, accompagnata al pianoforte dalla maestra Mietta, che ci farà sentire l'allegro della seconda sonata del Pastor Fido di Vivaldi. Buon ascolto. Di un altro nuovo new entry, chiamiamolo, diciamo, un sassofonista che si esibirà appunto per la prima volta, Paolo, si esibirà insieme al suo maestro e proporranno un duetto che è un canto popolare francese. Buon ascolto.
Alex ed Eleonora, padre e figlia, alle percussioni in un duetto Drums in Progress. Adesso abbiamo un'altra percussionista in erba, diciamo, Sara, che ci suonerà allo xilofono, prima volta sul palco. Di due sorelle, Letizia e Caterina, che ci faranno ascoltare La vita è bella. Abbiamo Letizia col sax e Caterina con il clarinetto basso.
batteria, che ci farà sentire I Was Made for Loving You dei Kiss. Proseguiamo sempre con una percussionista allo xilofono, Erika, che ci farà sentire un brano intitolato Colline scozzesi.